Ancora una pulizia nuragica, questa volta siamo a Costarei, nel nuraghe Mitza Sagranacha. Ci sono altri siti qua intorno, sia di epoca prenuragica che nuragica, che abbiamo già pulito, perché anche questo sito poi rientrerà nel sentiero primitivo di Costarei. Anche oggi c'è tanta partecipazione, sono molto felice che queste giornate attirino così tante persone entusiaste. Questa struttura è la più a nord di quelle che si pongono su questa corona di monti che circondano l'attuale villaggio di Costarei, che lo cingono quindi diciamo un po' a controllo e a protezione di quest'area, che ha registrato testimonianze di abitazione anche fenice in seguito e romane soprattutto. Noi sappiamo che normalmente i fenici andavano a insediarsi in delle nicchie che non erano occupate dai nuragici ma gli erano prossime. Il contatto era facilitato anche per l'ingresso poi delle loro merci nel mercato nuragico stesso, per essere assorbite. Quindi noi infatti sotto il nuraghe qua abbiamo delle tombe dei giganti, alcune qua sotto il rilievo, altre addirittura sotto le attuali abitazioni. Lì c'è Piscina Rei, il sito che abbiamo già pulito e che è documentato come un insediamento e una necropoli di età tardo imperiale e poi alto medievale probabilmente, su un precedente impianto probabilmente preistorico, che quindi sarebbe la prova appunto del successivo insediamento dei Romani. Quindi possiamo immaginare quello che doveva essere l'insediamento o gli insediamenti nuragici in questa zona, con un favorevole approdo dal mare, questa spiaggia lunga di Costarei, lunga e sabbiosa, che era un approdo favorevole e quindi è un punto sicuramente buonissimo da cui far partire i commerci e il traffico marittimo. Vi lascio solo immaginare quali meraviglie potevano esserci. Ciao, io sono Cirsà Rita Rossi Tirapelli. Sono una brasiliana e italiana che da 4 giorni abita a Muravera. E ieri ho visto nel TikTok l'annuncio di questa pulizia del nuraghe e mi sono veramente emozionata, perché è un lavoro che mi piace moltissimo, che penso che tutte le persone dovevano fare, e io sono qua con tutto questo gruppo meraviglioso, persone con una forza di volontà molto grande. Abbiamo passato quasi 5 ore a pulire, a tagliare gli alberi e quelli rovi e anche altri tanti che incoprivano il nuraghe. Adesso il nuraghe già è visibile, e ossia un lavoro di squadra che ha andato molto bene. Dunque si conclude così la giornata di pulizia del nuraghe Mitza Sagranacha. Con i soci vogliamo salutare, ringraziarvi e rimandarvi alla prossima, che sarà il 15 marzo, quindi mi raccomando non mancate. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.